Scatman's World. Bene ragazzi, tutto il comandante veneziano ragazzi. Allora, qualificazioni anche queste non positive, ma l'ultimo dei problemi. Dopo questa gara inizia il filotto comandiano, perché Catalogna, Assen e quelle gare là devo assolutamente vincerle, però voglio fare bene anche in casa, deve cominciare la rimonta, almeno 41 punti. La stagione non sta prendendo una bella piega dopo l'impresa di Austin, per favore, svegliamoci. Vai ragazzi! Ragazzi, siamo al Mugello, sono furioso. Chiaramente devo registrare tanto, sto registrando tipo 10-11 gare nell'arco di un giorno, perché dopo parto, allora per programmare i video e verificarli devo fare tutti in un giorno per avere più giorni coperti. Adesso iniziano le mie gare, dopo questo inizia il filotto comediano, però devo già far bene qua al Mugello perché ho già 41 punti di ritardo, perché le masse sono inventati che dovevo avere il problema del motore, io non li avvio mai ragazzi, lo sapete. E allora vaffanculo. Siamo già 11esimi, dai di rabbia, dai di cattiveria. Li butterei giù tutti, che non posso perché sennò dopo che voi giustamente un po' vi incazzate, ma li butterei giù tutti, madonna. Guarda, sbaglio una curva e ne perdo 50 posizioni. Come polemico ragazzi, come polemico. Sono anche stanco perché sto registrando veramente tanto questo giorno. Sono 3 settembre, me lo ricorderò. Vai, siamo già sesti, merdacci. Rossi fuori dai coglioni, fuori dai coglioni. Quarti, siamo quarti, dopo neanche un giro, ho recuperato 1000 posizioni. E dopo vado a fare l'errore che perderò, se ne perderò 50 di posizione. Guarda che diluvio, guarda che sfiga di diluvio, guarda che sfiga. Questa curva è la curva che mi ha rotto i coglioni in qualifica, infatti ora perdo 1000 posizioni per una curva, va bene. Niente, non vado a podio neanche qua. Se continuo così non vado a podio neanche in sta porco di gara. Stai calmo, stai calmo. Ok. Relax, relax, relax. Detto che piove in maniera devastante. Lorenzo e Rossi sono anche un po' indietro, però i due Honda sono velocissimi. Dai, come adesso devi pompare. Come adesso devi pompare. Giro record di Camomilla. Record di Camomilla. Qualcuno si è buttato come un drogato, ragazzi. Cosa ha fatto qua Veneziano? Merita di vincere solo per questa curva. L'ha presa no in pieno, de più. E siamo terzi. Solo che ho quella curva là maledetta che mi fa perdere tutto. Un po' come... Qual era? Se non mi ricordo neanche più. Faceva prima una gara. Io sto rincoglionendo tutti i video che sto registrando. Non ci capisco più niente. Eccola là. Ecco la cagata. E sono con una moto inferiore. Che io non ricordo perché ci tengo a ricordarlo, ragazzi. Forse avrei bisogno di una moto superiore a livello prestazionale. Mi levo dei coglioni anche un concorrente. Rossi va lungo, Rossi va lungo. Rossi va lungo. Sto guidando malissimo. Guarda sto reccion, guarda ma vai a farti un salto in culo da quella. Niente, vai Venezia, sto proprio imprecando nel veneziano più venezianoso della storia. Almeno terzo devo arrivare, non devo perdere altri punti dai primi. Cioè almeno non da, almeno... Buona questa, bravo. Lorenzo basta, Lorenzo basta, basta. Lotta con il magnifico. Se lo sverneccio tutto. Vai, 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 vai. Dai, pompa però, pompa però, pompa però. Purtroppo la doppietta Honda è molto probabile. Dovrei fare un final lap a poco indietro.
Proviamoci, proviamoci. Che sofferenza. Non mi sembra più possibile, però può fare le mie curve bene. Questa è comunque la mia gara di casa, porca troia. Relax, come relax. Che diluvio, però, che diluvio. Tipico diluvio comendiano. Vara la moto, che mongola che è. Vara. Va bene. E qua l'ho rischiata, ma non basta. Proviamo la pazzia. Niente da fare. Niente da fare. Va bene, dai. Terzo posto. Perdo ancora punti da Marquez e Pedrosa per guardare qualcosa su Lorenzo. Con calma ce la possiamo fare. Adesso però deve iniziare chiaramente il filotto comendiano. Dobbiamo cominciare a vincere tutte e sperare di vincere sto benedetto mondiale. Raga, vediamo la classifica. Siamo quarti a meno 45. Siamo abbastanza là. Siamo... Ci sono 3 piloti già in fuga, tutti e 3, 35 dal terzo. Ah, buon raga, un saluto dal comandante veneziano, io ci credo. Ciao! Un terzo posto che commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.